questa puntata parleremo della marcatura uomo. Il marcamento è l'azione di controllo diretto dell'avversario. In questa situazione per noi difensori è di vitale importanza, in quanto ci permette di limitare qualsiasi giocata dell'attaccante. Per noi difensori è fondamentale avere una posizione tra palla e porta, ma anche più l'avversario si avvicina verso la porta e più bisogna stringere la marcatura. È importante tenere l'avversario a spalle alla porta, per evitare di fargli fare o un tiro in porta o qualche giocata in profondità. Le marcature a uomo si verificano soprattutto sui calci piazzati e in prossimità dell'area di rigore. Nella marcatura a uomo si cerca costantemente il contatto con l'avversario, sia con le braccia ma anche con la posizione del corpo. Nella marcatura a uomo ci sono tre possibilità: contrastare, anticipare oppure temporeggiare per l'aiuto di qualche compagno. Vincere è fondamentale, ma per noi difensori è importante soprattutto non prendere gol e quindi di fare giocare l'avversario o l'attaccante sempre spalle alla porta e di limitare qualsiasi giocata.